No, pensavo proprio di non avere molto da dire perché mi sono pentito di aver dato la parola al professor Masdala, che ho ascoltato con molto interesse, al professor Paulis, per cui non ho voluto rubare tempo. Mi ha costretto a intervenire l'amico Matteo. Io vorrei dire due cose soltanto. Una prima, la lingua sarda in chiesa, diceva un amico biblista, non serve agli uomini ma serve a Dio. È Dio che ha bisogno della lingua sarda in chiesa. È il discorso della inculturazione, il discorso del fatto che il messaggio di salvezza salva la vita, altrimenti riempie la testa, insomma. Per cui io credo che sia importante che la Chiesa si converta viva l'esistenza del suo popolo e lo viva con la spiritualità, con l'identità, con la lingua che ha. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, la Chiesa ha responsabilità grosse, credo, negli ultimi tempi in Sardegna nell'aver mortificato la lingua sarda, non soltanto i gesuiti, ma credo che anche noi un po' ci portiamo dietro questa vergogna della lingua sarda. Per cui quello che auspico è che ci sia un nuovo interesse, una nuova rivoluzione culturale mentale dei preti, insomma. E mi sembra che l'ultima generazione non sia una generazione molto coinvolta in un progetto inculturante, teologico, ma sia una generazione di preti, credo, un po' distanti, insomma, dalla vita, dall'esistente, da coinvolgersi totalmente nella vita del popolo. Quello che auspico è che ci sia una Chiesa che si converta un po' di più a vivere con la gente. Ho finito con queste cose. Se unendo cadeneuso a lei e gentilmente non riuscire o fai finta di non riuscire. Dio sei uno dei spagos maestros che non ha di bagliare, che su sardo benghessidi e bengada imparau dei spiccioccoso, se no dei spicciocchedoso in scuola del Giappone. E non venga a studiare ancora in nessuna scuola italiana della Sardegna. E all'individuo che cito questo. E mi dice questo, e ho imparato su sardo, sa lingua della terra mia, a una variga de classisi, de vipioso, di una scuola elementare di Castello. Questo tanti può comenzare. Commenti piannendo il professor Lillio, prima che sa lei si lo permettessiti, ma in moi sa lei noso da denioso. E si domando scusa se ci penso a italiano. Pensando ad un possibile futuro della lingua della mia terra, io non ritengo certo opportuno piangere sul passato, che a nulla gioverebbe. Voglio solo semplicemente esprimere il timore che, come altri piani e progetti, e penso in particolare a quello per i beni culturali e ambientali della Sardegna, anche il progetto per la lingua possa naufragare o cessare per inerzia. È il timore che in altra sede ha anche espresso il professor Giovanni Lillio, stimato e amato maestro di tutti noi, sempre presente ai nostri dibattiti, alle nostre battaglie. Qui lo dico con l'ansia che non mi impedisce, anzi mi incoraggia a pensare che la nostra lingua un futuro lo avrà. Personalmente non ho mai dubitato della vigoria spirituale, della personalità della lingua sarda che, a dispetto dei tempi e degli eventi, ha resistito per dimostrare sempre al politico il proprio naturale diritto a sopravvivere e a continuare a rivelarsi la più significativa espressione dell'identità e dell'intima civiltà storica e culturale del nostro popolo. Tutto questo non è retorica,
è piuttosto un modo di voler significare ancora il senso dell'insegnamento di un altro grande nostro maestro, nel bene e nel male, dell'Antonio Sanna, che qui è stato anche citato, che ad ora ci insegnava che quando muore una lingua muore un popolo, soprattutto se si fa capace di uscire ingloriosamente dalla storia per essere cancellato dalla mente di Dio. Ebbene, la lingua sarda è ancora viva, certo, Cicito, lo dobbiamo dire con forza, la lingua sarda è comunque ancora viva, anche se non tutti i giovani che oggi ci ascoltano. Io sono felice perché qui è presente un bambino che avrà anche un futuro di cittadino sardo e nel contempo di cittadino italiano, europeo e di cittadino del mondo. Ebbene, la lingua sarda è ancora viva, anche se non tutti i giovani la conoscono fino a parlarla con piena consapevolezza di tutte le sue valenze culturali. Il popolo sardo può continuare a vivere dentro la storia, sia pure una storia di vinti non convinti, come dice spesso Cicito. Il politico è oggi in grado, con la legge, di permettere che il sardo venga storicamente insegnato come lingua di popolo, in quanto di lingua e non di dialetto o di scoordinati dialetti si tratta. La lingua che il popolo sardo, almeno in buona parte, comunque, professor Paoulis, siamo d'accordo che da molte parti i genitori pretendono che i figli parlino un italiano piuttosto sgangherato, malsicuro, malcerto, piuttosto che il sardo, ma da molte parti il sardo si parla ancora. Ebbene, la lingua che il popolo sardo, almeno in buona parte, parla ancora è capace, e questo io lo dico con grande felicità, di trasformare in pensiero, in immagini e in suoni il nostro cielo e il clima, i fiumi, le foreste, il vento, le tempeste e i tuoni. La voce profonda ed eloquente della natura, che viene ancora chiaramente espressa dai poeti in canzoni e in melodie di rara e sicura efficacia, è indice dell'amore della gente sarda per la propria terra. Il mio augurio è quello di professor Paoulis, che tutta la gente sarda ami ancora di un amore grande di questa terra anche la lingua, ossia l'espressione più genuina dell'anima. Ma mentre la Sardegna non è la terra della poesia, come pure è stato erroneamente affermato, possiamo dire che se anche è una terra di poesia come qualunque angolo dell'universo, certamente detiene una lingua che al momento esprime anche in prosa validi contenuti civili e sinceri moti intimi e di particolare rilevanza sociale del popolo e per il popolo. Là, del resto, magistralmente usata questa lingua che mi sta a fianco per esprimere contenuti civili, politici, sociali. Portare qui e altrove una testimonianza di fede nella capacità della lingua locale di esprimere l'energia spirituale e la forza creativa del nostro popolo non significa voler inseguire farfalle sotto gli archi imperiali, mi insegnò il maestro, bensì semplicemente voler suggerire, questo sì, voler suggerire al politico di fidarsi una buona volta della scienza. È il discorso che si fa con professor Lillio e attorno al professor Lillio. Ci dobbiamo fidare e dobbiamo suggerire al politico di fidarsi dell'uomo di scienza. Io
stasera sono particolarmente felice per la presenza a questa riunione di rappresentanti autorevoli della scienza linguistica. E sulla base del testo della legge del decorso 11 settembre sulla promozione e sulla valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna, ritengo doveroso affermare che tutto quello che molti di noi hanno fatto per tenere in vita la lingua sarda, e per questa l'attenzione e l'amore del popolo deve essere d'ora in poi sottoposto alla valutazione rigorosamente scientifica dello studioso, a partire dalla grafia unificata. Io sono d'accordo con Cicito che la grafia unificata ci deve essere, la grafia unificata del sardo tutto, che con gli uomini di scienza non siamo finora riusciti a realizzare senza il sostegno dell'apparato politico e amministrativo. Questa volta possiamo farcela, possiamo, come diceva il professor Le Diu, podeus comenzare. Saranno esattamente gli uomini di scienza, i glottologi nella specie, a definire quindi i criteri portanti per la realizzazione del sardo scritto e parlato, che sarà in un futuro forse non prossimo la lingua della Sardegna, o con l'adozione ragionata e adeguata di una variante o con un intervento di ingegneria linguistica. Mi riferisco ancora al discorso del mio maestro di ingegneria linguistica. Sarà solo comunque l'intervento degli uomini di scienza che solo ed esclusivamente sono in grado di progettare questi progetti. Null'altro io ho da esprimere per adesso che il senso della mia attesa fiduciosa nell'opera dei più degni rappresentanti del competente mondo scientifico, cui il politico vorrà conferire l'incarico di mettere mano alla revisione per la definizione del complesso problema della lingua e della cultura della Sardegna. Io e tanti altri che ci siamo doverosamente adoperati perché il sardo venisse amato e parlato e scritto come l'illuminato maestro ci insegnò, da questo momento ci facciamo da parte, in attesa delle norme che sappiamo necessarie a qualunque lingua debba poter essere insegnata. Nel caso, alla nostra lingua, così cara al cuore del popolo adulto, del popolo sardo, adulto, giovane e infantile, che ne pensino gli inestinguibili suoi detrattori stanziali e di passo, che senza pudore alcuno anche recentemente hanno osato mettere in dubbio con una acredine senza limiti la validità scientifica del problema oggi qui dibattuto, fino a profetizzare in tempi apocalittici imminenti o futuri un putiferio, e ripeto parole di un docente dei licei di Cagliari, un docente di passo, fino a scatenare un putiferio di diatribe campanilistiche e a suggerire, perché questo suggerisce questo signore, suggerisce al legislatore l'abolizione immediata di ogni misura protezionistica della lingua sarda a favore dell'italiano e delle grandi lingue europee. Chi ci conosce sa bene che proprio noi non nutriamo nei confronti di alcuna lingua diversa dalla nostra spiacevoli, isteriche, antipaticissime idiosincrasie. E per quanto riguarda i facili detrattori di sempre, ma è chiaro ci riferiamo ai più colti e ai più aggiornati, diciamo che tutti, noi e loro, faremmo sempre meglio a seguire l'invito a parlare secondo natura che un grande linguista italiano ci ha cortesemente rivolto più di una volta. Grazie.